Un botto forte, il fumo e i vetri che si frantumano a causa dell'esplosione. Scatta l'allarme antincendio e la scuola viene evacuata. Momenti di paura questa mattina all'Ipsia Marchesini di Rovigo. Il plesso scolastico che riunisce anche l'ITIS Viola è già noto alla cronaca per la vicenda della professoressa colpita da alcuni pallini di gomma sparati con una pistola ad aria compressa da alcuni alunni. Una scena ripresa dai cellulari e fatta circolare nelle chat di WhatsApp. Questa mattina verso le 9 le lezioni sono state interrotte da un boato. L'esplosione è avvenuta in un'aula del primo piano usata per attività di sostegno. Le fiamme sono state subito spente dall'addetto alla sicurezza della scuola in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. 2 studenti hanno riportato lievi ferite alle mani a causa dei numerosi vetri esplosi. I 2 ragazzi sono stati medicati sul posto dai medici del 118. L'evacuazione della scuola è avvenuta senza intoppi. Nell'aula dove si è sviluppato l'incendio non c'erano ragazzi. Ovviamente l'incendio ha interessato soprattutto l'aula che era di fronte e comunque i ragazzi sono usciti tutti dallo stabile, quindi il servizio, l'evacuazione ha funzionato, direi, quindi le simulazioni che facciamo forse sono anche utili. A un certo punto era impossibile che i ragazzi riprendessero le lezioni. Chi era sul piano ha detto che ha sentito molto rumore, pensavano fosse addirittura il terremoto. Domani tornano a scuola però i ragazzi. Domani tornano a scuola i ragazzi perché i vigili del fuoco ci hanno dato la piena accessibilità. I vigili del fuoco, intervenuti con il NIAT, il nucleo investigativo antincendio territoriale, hanno effettuato un sopralluogo e raccolto numerosi reperti per determinare le cause dello scoppio. Fuga di gas, non c'erano impianti gas quindi all'interno dell'aula, quindi da escludere cose. Quindi probabilmente prodotti che verranno poi identificati però successivamente. Non si esclude dunque che possa trattarsi di una bravata, visto che all'interno dell'aula non c'erano materiali pericolosi.